Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie a chi è qui presente, grazie a chi è collegato da casa online. Noi prima di tutto ci presentiamo. Allora, io sono Gaia Franzoso, lavoro nell'area giovani di ENEP Veneto, dove in particolare mi occupo di orientamento, e con me c'è la collega Erika Vitantonio, che è psicologa dell'età evolutiva. Anche lei lavora nell'area giovani di ENEP Veneto ed è anche lei un'esperta di orientamento. Allora, l'incontro di oggi vuole essere prima di tutto un dialogo. Vorremmo proprio accompagnarvi attraverso punti di vista diversi, che sono anche i nostri, ma non solo, quelli proprio propri dell'orientamento, e di un orientamento che ci piace definire sostenibile, e speriamo che alla fine di questo incontro avrete potuto condividere con noi che cosa significa parlare oggi di orientamento sostenibile. Sostenibile prima di tutto per la persona a 360 gradi. Allora, brevemente, qual è la scaletta di oggi? Noi siamo partite da alcuni dati di realtà, dei dati che sono importanti senza dubbio, perché riguardano la percezione di sfiducia dei giovani verso il futuro. Dati, come dire, in apparenza che possono anche colpire e un pochino spaventare forse, però il nostro obiettivo proprio dal punto di vista dell'orientamento sarà quello di andarli un pochino a decostruire e cercare di darvi dei punti di vista differenti, e che a noi piace definire multiprospettici, perché l'orientamento è questo, l'orientamento è dare punti di vista multiprospettici alle cose. Quindi da questa prima analisi di dati di realtà cercheremo di andare sempre più in profondità. Ci chiederemo se questo sentimento di incertezza, che sembra essere prevalente nei giovani, ma non solo, in questo particolare periodo storico, è effettivamente qualcosa di legato solo a questi tempi, o forse se ci sono delle radici un pochino più profonde, un po' più antiche. E faremo un affondo sul tema dei valori. Il nostro webinar si chiama proprio Valori personali versus valori professionali. Cercheremo di capire come il tema dei valori entra in gioco nell'ottica di un orientamento appunto sostenibile. Quindi entriamo subito nel vivo e partiamo appunto da questi dati, che sono dei dati di una ricerca molto recente, una ricerca di settembre di quest'anno 2022, svolta dal Censis per il Consiglio Nazionale dei Giovani, e va un po' ad indagare questo periodo storico post-Covid nel suo complesso. Noi però da questa ricerca siamo andati ad estrarre i dati che ritenevamo più pertinenti rispetto al tema di oggi. E quindi andiamo un attimo a vederli. Partiamo dai primi, vedete? Allora, la ricerca ci dice che il 77% degli italiani è convinto che oggi sia difficile per un giovane veder riconosciuti nel lavoro il proprio impegno, i propri sforzi. E poi ancora il 71% degli italiani pensa che sia finito il tempo in cui i figli stavano meglio dei genitori. Vi invito già subito a soffermarvi su questi primi due dati, perché qua, badate bene, questo è il punto di vista dell'adulto.
non del giovane. Poi parleremo dei giovani. I giovani sono il centro del nostro discorso e del nostro lavoro anche. Però qual è il punto? Il punto è che questa può essere, tende ad essere, rischia di essere la narrazione che noi adulti trasmettiamo ai giovani. E già questo è un dato di cui tenere conto, è un dato da andare a problematizzare in qualche modo. Andiamo a vedere cosa pensano i giovani. Allora, la ricerca ci dice che il 63% dei giovani pensa che il lavoro non sia centrale nella vita della persona, quindi sia solo un modo per avere un reddito. L'86% ritiene che meriterebbe di più nel lavoro. Sì, e ci soffermiamo su quest'ultimo punto per dare delle interpretazioni, in questo modo poi potremmo anche problematizzare. Rispetto all'ultimo dato, 86,5% dei giovani coinvolti ritiene che meriterebbe di più nel lavoro, è un dato comprensibile, nel senso che culturalmente noi sappiamo che viviamo in un contesto sociale che sprona all'iperformazione, un'iperformazione che ovviamente non può trovare attualmente un feedback in un inquadramento lavorativo che rispecchi tutto l'impegno che c'è dietro il lavoro che c'è stato, e anche le condizioni contrattuali spesso sono in qualche modo non del tutto coerenti con l'impegno percepito. Quello che invece credo sia un dato importante da analizzare è questo 63,9% di giovani che pensano che il lavoro non rientra più nei modi per definire come stile valoriale la propria identità. Credo che ci siano 2 o 3 interpretazioni che noi possiamo dare. Possiamo pensare che effettivamente siamo in una fase rivoluzionaria, ecco sì, socialmente, una rivoluzione anche dei valori e anche dei paradigmi con cui noi affrontiamo la costruzione della nostra vita. Lo diceva Kuhn è un filosofo che pensava proprio questo, che nel momento in cui ci sono delle rivoluzioni i dati non sono più interpretabili in un solo modo, quindi qui vale tutto. Ed è il motivo per cui quando noi facciamo orientamento, a prescindere dalla fascia di età, cerchiamo di concentrarci su interpretazioni diverse. Qual è la seconda interpretazione? Che dato che questo è un momento in cui le persone generalmente percepiscono pericolo, perché siamo in un momento post pandemia, perché c'è la guerra, perché c'è una crisi economica che va avanti da molto tempo, la nostra mente, che tende a proteggerci, ci scherma con un pensiero protettivo. Quindi noi spostiamo l'interesse, o almeno ci raccontiamo che ce lo spostiamo, questo interesse dal lavoro ad altro, così che possiamo continuare ad investire su quello che è stato importante per noi fino a questo momento. Un'altra interpretazione credo ci possa essere molto utile. Prima la mia collega parlava di una posizione adultocentrica. E effettivamente questa ricerca, questa indagine ha coinvolto giovani dai 20 ai 30 anni, giusto? Sì. E tuttavia le domande, le indagini sono state fatte da una posizione di adulti affermati nel mondo del lavoro e nella loro identità di lavoratori da un bel po' di tempo. Quindi le domande effettivamente rispettano e rispecchiano quella che è la nostra posizione. E in questo senso una teoria che spiega come evolve l'identità e la personalità degli individui nel corso del tempo ci può essere utile. Allora Erickson diceva che a seconda della fase della crescita, e lui per crescita intende tutto l'arco di vita, non solamente dagli 0 ai 18 anni, comunque a seconda della fase di crescita noi abbiamo degli obiettivi che in qualche modo sono biologici. Per esempio, se per un adolescente raggiungere un'identità personale, quindi definirsi, capire cosa è importante per lui e cosa invece no, come vicino o lontano dalla famiglia è importante, per un giovane dai 20 ai 40 anni, giovane adulto, questa è la definizione, il concetto di intimità orienta il modo in cui noi interpretiamo la realtà, uno schema mentale con cui noi diamo valore a tutti gli input che noi riceviamo. Cos'è l'intimità? Non parliamo di intimità fisica, parliamo di un'intimità legata all'autenticità, cioè tutto quello che riguarda l'autenticità di quello che sentiamo, proviamo e facciamo
è importante ancora di più in questa fase, e questo è evolutivo perché è attraverso l'intimità che noi poi possiamo mettere delle basi solide per quella che è la nostra fase futura, che è la generatività, ovvero quello che fa un adulto: produrre, fare figli, avere una casa, avere un lavoro, poter investire. Ora, ovviamente questa è una teoria degli anni 50, quindi è chiaro che allora era molto più semplice spiegarne la validità. Tuttavia, quello che credo ci possa essere di interesse è che proprio perché biologicamente noi tendiamo a realizzare questi obiettivi, la nostra mente interpreta tutto sulla base di questi temi generali. Allora, l'altra ipotesi è che, siccome le persone intervistate sono nella fase dai 20 ai 40 anni, effettivamente l'idea di lavoro, per come viene concepita da una posizione adulta, più adulta, non sia coerente, quindi non è un dato strabiliante, ma fa parte di una normalità. Prego. E quindi, continuando un pochino a scardinare alcuni costrutti, se vogliamo, vedete che adesso possiamo andare a parlare di incertezza e scavare un pochino più a fondo. In che senso? Nel senso che, certo, è chiaro che quello che è successo con il Covid ha messo in crisi i paradigmi sociali della vita della persona, ma non solo dei giovani, di tutti noi, credo. E dopo la pandemia è arrivata la guerra e poi ci stanno bombardando giustamente anche con l'emergenza climatica, eccetera, eccetera, eccetera. Però se ci pensate, di incertezza, di questo sentimento di incertezza, si parlava già da prima, già almeno da 20 anni fa, cioè pensiamo insomma già all'inizio degli anni 2000, quando si iniziava a percepire questo sentimento di crisi imminente, no? Che poi sarebbe arrivata nel 2008 e ci si stava iniziando a riprendere dalla crisi praticamente poco prima che scoppiasse la pandemia, quindi già siamo andati indietro di un ventennio, ma vi dirò di più. Un sociologo molto famoso, Bauman, già nel 1999 definiva la società contemporanea, la società post-industriale, come società dell'incertezza. In che senso? Nel senso che è proprio della natura umana e dell'essere umano, diciamo, nelle sue forme organizzative, andare a cercare qualcosa che lui ritiene essere stabile, perché la persona, e ripeto, è nella sua natura, ok, dell'essere umano, soprattutto nella società contemporanea, fare questa equazione: stabilità uguale certezza uguale sicurezza. E questo perché ve lo dico? Forse può sembrare scontato, ma in realtà per noi che ci occupiamo di orientamento non lo è affatto. Questo cercare la stabilità influenza i processi decisionali e l'orientamento si occupa di questo, l'orientamento si occupa di decision making, di fare scelte consapevoli. Allora, in che modo può influenzarci questo? Per esempio, una persona tenderà a fare una scelta che magari non è ottimale per se stesso, ma farà una scelta nella quale intravede una maggior possibilità di stabilità uguale sicurezza uguale certezza. E di questo in qualche modo, come dire, dobbiamo tener conto. Sì, penso che possiamo riflettere insieme sul significato del costrutto di incertezza. Viene definito come la percezione della persona di non poter prevedere di avere le risorse in un futuro che in qualche modo può prevedere per come sarà. Noi abbiamo questa bellissima capacità dell'essere umano di rimanere agganciati al passato, vivere il presente e proiettarci nel futuro. Non per fare discorsi lunghi, ma questo ci caratterizza. D'altra parte noi celebriamo il culto dei morti, che è il modo in cui noi ci permettiamo di proiettare, di fare in modo di rimanere, di esistere. In questo senso siamo abituati a vivere nell'incertezza. Noi siamo capaci di essere consapevoli che la nostra proiezione sul futuro è una proiezione. Sappiamo benissimo che potremo essere stravolti. Tuttavia, proiettarci ha una funzione interessante, ci motiva. L'idea stessa che potrò permettermi la mia vacanza quest'estate mi sprona a fare il meglio che posso e a mettere da parte i miei giorni liberi, i miei giorni di ferie, così che io possa realizzare il mio piano. Anche se non è detto che non ci sia un'altra pandemia, per esempio.
Cosa succede? Quindi questo è quando la persona percepisce in linea generale che può attingere a delle risorse economiche, fisiche, mentali, può fare affidamento. Cosa succede nel momento in cui noi pensiamo che queste risorse non ci sono? Che è quello ad esempio che è successo con le risorse sociali nella pandemia, cioè l'isolamento ci ha portato a fare a meno della dimensione sociale, che è la dimensione in cui noi evolviamo oltre a trovare il benessere. In quel caso l'incertezza si trasforma in uno stato che è più emotivo, che è il sentimento di ansia. L'ansia non è una convinzione, l'ansia è la paura che nel momento in cui arriverà quel pericolo che io oggi neanche riesco bene a immaginare quale sarà, ma ci sarà una minaccia, in quel momento io non sarò preparato, non ci saranno risorse né dentro di me né fuori di me. Credo che questa sia la situazione in cui siamo. In questo senso Bauman ci ha visto lungo nel 99, quando parla di adattarsi a delle condizioni in qualche modo non del tutto coerenti con ciò che vogliamo, ma sicure. Quando noi viviamo nella paura, il sistema biologico che entra che ci aiuta non è più quello dei lobi prefrontali e lobi frontali, ma è il sistema limbico, che nel nostro cervello agisce con quei meccanismi di attacco e di fuga, quindi risponde alla paura. È la parte del cervello più antica, addirittura pare che sia attiva da prima della nascita, tanto che già ci addestriamo, pensate che programmazione, già siamo programmati per reagire sollecitati alle paure dei genitori. Detto questo, a cosa ci serve oggi per parlare di valori di identità e valori lavorativi? Quando noi siamo nella condizione di percepire il pericolo, la prima cosa che facciamo, tendiamo ad adattarci, ovvero rispondiamo solo al bisogno di sicurezza e mettiamo da parte tutto il resto. Allora io accetto condizioni, che è quello che succede a molti di noi in alcuni momenti, accetto condizioni anche non positive per me, purché il mio bisogno di sicurezza, che per noi adulti ovviamente passa per un sistema economico, purché ci sia quello. E quindi adesso, se andiamo a vedere degli altri dati, sempre estratti dalla ricerca che vi portavamo all'inizio, li possiamo cercare di leggere ad un secondo livello di lettura. Perché a questo punto, dopo tutto questo ragionamento, certo che alla domanda qual è lo stato, ad un giovane qual è lo stato d'animo prevalente se pensi al futuro, la grande maggioranza risponderà incertezza. E come dire, questo l'abbiamo scardinato, l'abbiamo capito e l'abbiamo anche soppesato. Andiamo adesso con la lente dell'orientamento a fare un ragionamento per noi un po' più interessante invece. Per esempio potremmo andare a notare, vedendo le percentuali di queste risposte, che il totale delle percentuali è superiore al 100%. Perché? Perché giustamente un giovane di fronte a questa domanda ha dato più risposte in contemporanea. E cosa significa questo? Significa che un giovane potrebbe tranquillamente aver detto che pensando al futuro prova allo stesso tempo uno stato per esempio di incertezza e ottimismo, perché no? Oppure uno stato di ansia ma anche di fiducia, uno stato di paura ma anche di entusiasmo. Cosa vogliamo dire con questo? Che l'orientamento deve andare a legittimare questo aspetto, cioè noi dobbiamo, e noi adulti in generale, dobbiamo passare ai ragazzi il messaggio che è del tutto legittimo provare questa ambivalenza pensando al futuro. Ecco, perché? Perché effettivamente l'ambivalenza emotiva, quindi provare stati d'animo anche antitetici nello stesso momento rispetto a un costrutto grande, in realtà è normale. Cioè, noi lo sappiamo come adulti, tuttavia tendiamo a crescere i ragazzi giovani con l'idea che non è tanto sano che rispetto a qualcosa io sia nello stesso tempo spaventato ed entusiasta. Perché? Perché siamo abituati a questo concetto medico che soprattutto rispetto alla nostra mente è un concetto molto dicotomico, per cui io o sono attratto o vengo repulso da qualcosa. In verità ecco perché ci piace parlare di orientamento sostenibile, educare al fatto che in alcuni limiti ovviamente va bene provare una dicotomia, un'ambivalenza di emozioni, di stati emotivi, e
addestra la flessibilità. Noi sappiamo benissimo che la flessibilità è quella competenza richiestissima in tutti i settori di investimento del lavoro. Non esiste ormai un lavoro qualsiasi in cui possiamo immaginare una persona inflessibile. Ma cos'è la flessibilità? È la capacità di sapere che noi rimaniamo integri anche se cambiano le condizioni. Per questo motivo nell'orientamento sostenibile, e questo ci riguarda in quanto adulti che si occupano di educazione dei giovani e non solo, rendere lecito il fatto che, facciamo un esempio molto banale, un ragazzo che sta finendo un percorso di istruzione secondaria superiore sarà sicuramente entusiasta all'idea di abbracciare una nuova identità, che è quella del giovane adulto con una maggiore libertà, si allontana da casa, fa le sue prime esperienze, ma sarà anche molto spaventato, perché noi siamo consapevoli della funzione di protezione della famiglia. Allora, rendere lecito questo significa addestrare i giovani a credere che loro possono realmente trovare una collocazione anche in un contesto ambiguo. Questo è flessibilità. Cambiano le condizioni, io non perdo me stesso. Quindi c'è la pandemia, è come quello che abbiamo fatto noi, c'è la pandemia, non è che noi chiudiamo le nostre attività. Abbiamo inventato lo smart working, anzi lo abbiamo legittimato l'idea che potevamo rendere flessibile l'attività che facevamo. Non conta tanto quanto questo poi sia positivo o negativo, conta il fatto che c'è, e come in tutte le cose che riguardano l'essere umano, non c'è nessuna dimensione che nasce positiva o negativa, nascono e noi ne facciamo quello che desideriamo. In questo senso però, ancora una volta, risulta veramente importante apprendere in che modo spostare l'attenzione da quello che noi crediamo sia la cosa migliore da dare ai ragazzi per concepirci su quello che per loro è l'esigenza migliore. E quindi introduciamo un altro cambio di paradigma adesso, secondo noi fondamentale nell'ottica di un orientamento sostenibile, che è il passaggio dal lineare al circolare. In che senso? È una cosa apparentemente banale, ma in realtà non così tanto. Il contesto attuale ci richiede di entrare in quest'ottica di circolarità. Cosa significa? Significa che al giorno d'oggi è del tutto inverosimile pensare che una persona, finito il proprio percorso di formazione, si inserisca nel mondo del lavoro, rimanga in quel posto di lavoro fino alla pensione e poi appunto vada in pensione. Al giorno d'oggi è normale pensare che una persona nel corso della propria vita cambi lavoro più volte, magari si inserisca in un percorso formativo, di alta formazione, di specializzazione o anche di riqualificazione professionale, anche in età adulta, aggiorni o rinnovi le proprie competenze e magari cambi completamente il settore di inserimento. Però qual è il punto? Il punto è che a volte, sempre nella nostra prospettiva adultocentrica, tendiamo in realtà a passare, e questo noi lo vediamo molto lavorando con i ragazzi, un messaggio invece di linearità. E ben inteso, non è che lo facciamo in cattiva fede questo, però ci dobbiamo fare una domanda, perché molto spesso, per esempio, noi che lavoriamo con i ragazzi che sono in una fase di transizione o dalla scuola media alla scuola superiore o da scuola superiore al mondo del lavoro, per esempio i ragazzi delle scuole medie sono... Quasi sempre quando lavoriamo nelle classi c'è almeno 1 o 2 ragazzi che ci dicono: ma io ho il terrore di fare la scelta sbagliata. Cioè, scelta sbagliata, quella scelta che mi rovinerà la vita. E noi diciamo: ma quale può essere una scelta che a 13 anni ti rovina la vita? Qualcosa di definitivo forse? Come può una scelta della scuola superiore essere in qualche modo definitiva? Come potrà determinare ciò che io sarò nel mio futuro? E però, vedete, questo passaggio, questo ragionamento, questa lettura diversa non viene da sé nei giovani, va accompagnata. Questo è fondamentale, va accompagnata da noi adulti, da noi professionisti, dai genitori, dagli educatori e via dicendo, perché altrimenti sì che possiamo toccare, anzi rischiare alcune conseguenze che stiamo già iniziando un pochino a toccare con mano. Però, come dire, ci possiamo ancora lavorare. E quali sono? Quella a nostro avviso forse più temibile è il disinvestimento rispetto a opportunità formative, quindi opportunità di istruzione, formazione, eccetera, eccetera.
Poi una visione riduttiva del lavoro, abbiamo già iniziato a parlarne prima, quindi vedo il lavoro solo come una fonte di reddito, niente di più. Oppure delle modalità diverse di adattamento al luogo di lavoro, di questo ne parliamo tra un attimo. Sì, prima di andare avanti ci concentriamo su cosa significa disinvestimento. Perché? Perché è quello a cui siamo più abituati. D'altra parte il disinvestimento nella scuola secondaria di secondo grado, per esempio, si trasforma in abbandono scolastico o nello sviluppo di devianze. E quando i ragazzi sono più grandi, per cui per esempio nei percorsi post diploma o nei primi lavori, si trasforma ad esempio nell'incapacità di portare a termine un obiettivo o nell'incapacità di gestire lo stress legato all'aumento della prestazione e alla richiesta prestazionale. Quindi è un dato che ci interessa. Qual è il punto? Che iniziamo a credere che questo disinvestimento sia una risposta alla tendenza che noi abbiamo di continuare a promuovere delle azioni formative che in qualche modo diventano deumanizzanti. Non vi spaventate alla parola. Bandura sosteneva che la deumanizzazione è un meccanismo naturale che ci viene quando noi siamo impegnati in attività ad ampio raggio e a un certo punto dobbiamo far quadrare i cerchi e quindi decidiamo che non ci interessa qual è il bisogno primario delle persone che abbiamo davanti, l'importante è che si raggiunga l'obiettivo. Se ci pensate, a costo di sembrare tanto polemica, ma questo è il nostro sistema scolastico. Noi a un certo punto scegliamo che puntare sulla prestazionalità è molto molto più importante e protettivo per i ragazzi di puntare su su quello di cui loro hanno bisogno in quel momento. Quindi noi, con la nostra capacità di proiettarci in un futuro, decidiamo che in quel momento, per garantire loro protezione, è importante trasmettere il modello competitivo. Nel modello competitivo non importa se in quel momento tu sei estremamente affranto per qualcosa che ti riguarda o senti di non avere le risorse. No, l'obiettivo è che comunque tu apprenda a celare i tuoi malesseri, a celare le tue necessità, purché tu stia in quel modello. Ora, sicuramente è stato funzionale per molto tempo, però siamo in una fase rivoluzionaria, ci siamo detti. Allora è possibile, e questo spiegherebbe alcuni dati che stiamo vedendo, che attualmente le nuove generazioni, proprio perché prodotto di un sistema di crisi veramente lungo, iniziano a dire un momento, non posso sottostare a un sistema in cui io non esisto più. Quindi, dato che parliamo di ragazzi o di giovani adulti, noi sappiamo che la risorsa della flessibilità non è ancora così sviluppata. Allora, dove un adulto medierebbe, il ragazzo abbandona. E parlando invece di quelle che possono essere le modalità di adattamento diverse al luogo di lavoro che possono innescarsi, qua vi porto proprio due esempi molto concreti di cui forse avete sentito parlare in questo periodo. Se ne sta parlando molto anche a livello di social network, quindi appunto anche tra i giovanissimi. Il primo fenomeno è quello del quiet quitting. Ripeto, se ne sta parlando molto proprio sui social, quindi generazione Z che è coinvolta in questo dialogo. Che cos'è? Quel fenomeno per cui una persona sceglie di rimanere nel proprio luogo di lavoro mettendo dei paletti molto rigidi, quindi faccio solo ed esclusivamente la mansione per la quale vengo pagato, non mi spendo un'ora in più di quello che è il mio orario di lavoro, metto delle barriere molto molto ferme. Allora qui a me faceva molto ridere leggere per esempio i commenti sotto gli articoli su Facebook. Facebook, tra parentesi, è un social network che non è frequentato dalla generazione Z. E quindi il commento più frequente qual era? Eccoli lì, quelli che non hanno voglia di far niente. Eccoli lì, scusate, però era proprio un commento molto frequente, i dipendenti statali, eccetera, eccetera, eccetera. Allora vedete, noi, sempre dal punto di vista di due orientatrici, dal nostro punto di vista bisogna cambiare però la narrazione, bisogna farsi delle domande, perché è certo che un fenomeno come questo può essere un grido d'allarme di una persona che dice: ma se tanto
il mio impegno non verrà ripagato, se tanto non ho possibilità di essere valorizzato, se tanto non ho possibilità di crescita, ma chi me lo fa fare di impegnarmi di più? E questa è una prima lettura. Però può essercene un'altra, che a noi nella nostra ottica forse interessa di più, cioè potrebbe anche essere che, in particolare le nuove generazioni, perché questo è un fenomeno che interessa la fascia dei giovani lavoratori, sta chiedendo, per esempio, un'integrazione più equilibrata tra vita personale e vita lavorativa. Questa è un'altra lettura possibile e poi ne riparleremo. O ancora un fenomeno a cui stiamo assistendo, di cui si sta parlando insomma in questi ultimi paio d'anni, è quello della Great Resignation, le grandi dimissioni. È un fenomeno che ha visto soprattutto coinvolti gli Stati Uniti negli ultimi appunto 2-3 anni. Cioè ci sono ondate di giovani che lasciano il proprio posto di lavoro sicuro perché vanno a cercare in un altro luogo di lavoro delle condizioni lavorative migliori. In che senso? Miglior equilibrio vita-lavoro, miglior possibilità di welfare e via dicendo. Allora qui mi si potrà contestuare, sì, però questo è un fenomeno che riguarda gli Stati Uniti, noi siamo in Italia. Allora sì e no, e vi spiego perché. Nel senso che anche qua abbiamo dei dati alla mano, sempre del Censis, che ci dicono che effettivamente in Italia è un po' diverso, nel senso non si può parlare di grandi dimissioni in atto, cioè non c'è questa fuga dal posto di lavoro da parte dei giovani, ma non perché i giovani non vogliano farlo, ma tendono a rimanere nel loro posto di lavoro perché, torniamo al discorso iniziale, non vedono altre possibilità. E quindi rimangono lì insoddisfatti, stressati, a rischio burnout e via dicendo. E in ogni caso non è nemmeno così vero che non ci riguarda questo fenomeno in Italia, perché nell'ultimo paio d'anni, sempre nella fascia dei giovani lavoratori, sono aumentate davvero molto le cessazioni volontarie di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. E quindi, ancora una volta, ne dobbiamo tener conto. Allora c'è anche una pubblicità ora che mi viene in mente che promuove il licenziamento per seguire le vocazioni, cioè questo a me ha sconvolto perché i mass media trasmettono cultura, ma che addirittura c'è proprio lui, c'è questo protagonista che scrive una lettera al suo capo e dice: caro capo, io mi licenzio per seguire me stesso. Quindi ormai fa parte di come noi concepiamo la nostra realtà. Però io penso che noi possiamo analizzare queste informazioni anche per comprendere il fenomeno. Qui ci sono tutte le risposte alla paura. C'è una risposta che è la prima che abbiamo detto, quindi di fuga in qualche modo, per cui nel momento in cui io sento che non posso più mediare, l'unica cosa che posso fare è lasciare. Nel lasciare io però punto sulle mie risorse, perché sono consapevole che io ho bisogno di trovare delle risorse per vivere, quindi intanto punto sulla mia iperformazione, punto sulle mie capacità. Penso anche, dato che l'Italia è uno degli stati europei con una mobilità interna pazzesca, che visto il momento storico, questi licenziamenti siano anche spiegabili con un riavvicinamento. D'altra parte noi funzioniamo così, nasciamo nelle piccole società che sono la famiglia e quando le cose vanno male noi ci riavviciniamo a quello che è il nostro sistema di protezione principale, quindi si spostano i valori. L'altra reazione interessante, che è una reazione in qualche modo che è quella che dicevamo prima, per cui io medio, ma nel senso che mi rassegno. A me viene sempre in mente una teoria che conosciamo, penso più o meno tutti, che è la teoria dei bisogni primari di Maslow. Maslow fa questa piramide dove mette alla base i bisogni di sicurezza e dice una cosa, dice: è vero che la punta della piramide è l'autoaffermazione, ma se io non ho la sicurezza di base non sono capace nella mia mente e nella mia vita di concepire nient'altro. Quindi il timore che noi abbiamo riscontrato mentre preparavamo questo incontro, ed è la riflessione che vogliamo condividere con voi, è che se noi non troviamo una reale alternativa a questo modo di trasmettere i valori del lavoro e anche i valori personali, spingeremo le nuove generazioni a percepirsi sempre di più distanti da un'autorealizzazione.
e non sono sicura che è un prezzo che siamo disposti a concederci, tenendo conto che tutta la nostra evoluzione si basa sulla necessità e sul desiderio delle persone di seguire il primo bisogno, che è quello dell'apprendimento. Noi apprendiamo, in verità si dice che dal 6° mese di gestazione, giusto per darvi dei dettagli, dal 6° mese di gestazione i bambini hanno sviluppato l'udito, quindi da quel momento inizia un apprendimento sensoriale, tanto che loro alla nascita, oltre a saper distinguere il suono della voce del papà e della mamma, loro distinguono perfettamente il suono della voce della madre da quello di altre donne. Questo è il potere dell'apprendimento. Allora, vivere in un contesto che non agevola il desiderio ad apprendere sprona all'apatia, giusto per fare un po' di terrorismo psicologico. E allora a questo punto noi possiamo parlare anche di identità. Identità e lavoro, identità e valori. Allora l'identità è quindi tutto quello che ci definisce come persone. Noi ci definiamo sulla base di quello che sentiamo, di quello che pensiamo e di quello che facciamo. Abbiamo un nucleo dentro di noi di idee su di noi che resta stabile, ma che è proprio, possiamo concepirlo come una cellula, ha una membrana estremamente permeabile, ma trattiene al suo interno tutto quello che è vitale. In questo senso noi ci concentriamo oggi solo sulla dimensione del fare, perché oggi approfondiamo non l'identità ma il lavoro. Noi abbiamo imparato a scandire la nostra esistenza sulla base del tempo e delle attività. Attraverso le attività noi quindi definiamo cosa ci piace fare, cosa non ci piace, cosa è necessario. Quindi è chiaro che il lavoro rientra, soprattutto per noi adulti, tra le dimensioni che strutturano quello che noi siamo. È il motivo per cui da quando noi abbiamo inventato il lavoro e poi lo abbiamo distinto, quindi partiamo già da raccoglitori e cacciatori e poi fino ad arrivare alle multiprofessioni che abbiamo adesso, noi sappiamo che ci identifichiamo in parte con il nostro lavoro. È il motivo per cui, se ci fate caso, tutti quanti noi alla domanda che lavoro fai rispondiamo di primo acchito con io sono, non io faccio. E questo è veramente interessante. Allora, dato che noi non ci possiamo liberare del concetto di lavoro rispetto all'identità, ma siamo in questa rivoluzione paradigmatica della struttura del lavoro e della società stessa, cosa stiamo facendo? Invece siamo passati da una dimensione in cui il che lavoro fai rende prestigio sociale. Il prestigio sociale è quella dimensione per cui noi attraverso il lavoro sentiamo di appartenere in qualche modo a una dimensione socievolmente apprezzabile, quindi si basa principalmente sul tipo di guadagno, ma anche sul tipo di attività intellettuale o di direzione che noi possiamo avere. Siamo passati da questa dimensione qui al definire l'identità lavorativa sulla presenza o meno del lavoro, quindi possiamo aumentare il gradiente di identità del lavoro già sulla base del dire lavori o non lavori. E questo già è interessante ed è uno dei motivi per cui anche quando facciamo orientamento con i giovanissimi, i ragazzi già iniziano ad avere delle idee sul voglio entrare subito nel mondo del lavoro o voglio fare un lavoro che rispecchi il vecchio modello per cui prestigio sociale, quindi studiare molto, entrare più tardi nel mondo del lavoro ma con un prestigio sociale diverso. Dato che questa è una rivoluzione, quindi ovviamente parliamo di cambiamenti lenti e molto disorganizzati, attualmente valgono entrambe le realtà. E quindi io aggiungerei quest'altro tassello. Perdonate la slide che è un pochino sgranata, però è uno schema che ho trovato in un articolo della Repubblica e che ho trovato geniale, nel senso che qua si aggiunge quell'elemento di cui abbiamo parlato. Certo, è schematizzato, non ha la pretesa di essere esaustivo, però mette le diverse generazioni a confronto riguardo il tema del lavoro, del paradigma del lavoro che, l'abbiamo capito, sta cambiando in maniera potente. Allora capite che per semplificarlo al massimo, no? Se per i nostri nonni il lavoro era, passatemi il termine, il portare a casa la pagnotta, il lavoro era il sacrificio. Il lavoro valeva anche sacrificare parte della mia vita personale. Era così, no? In un qualche modo. Questo è quello che ci è stato
passato, tramandato. La generazione attuale ci sta portando sul piatto un grido, no, che non è un grido d'allarme, è una necessità che è diversa, cioè ci sta dicendo che nel lavoro si ricerca sempre di più un'integrazione tra il lavoro e ciò che io sono nel mio complesso. Cioè, e quindi capite che a questo punto il titolo che abbiamo dato a questo webinar, no? Noi l'abbiamo chiamato valori personali versus valori professionali, ma era un titolo del tutto provocatorio, nel senso che cosa vuol dire questo versus? Com'è possibile che entrino in disaccordo per le generazioni attuali, per come è il mondo di lavoro adesso, valori personali e valori professionali? È questo il tema che dobbiamo affrontare e che le giovani generazioni stanno mettendo in campo. Quindi noi in tutto questo stiamo dicendo che è cambiato il paradigma del lavoro, stiamo dicendo che sono cambiati i valori nel mondo del lavoro, ma non abbiamo ancora dato una breve definizione, no, di cosa si intende per valore. Perché valore è questa parola bellissima che viene usata in contesti, discipline diverse, ed è un cosiddetto termine ombrello, nel senso che racchiude in sé appunto tante sfaccettature diverse. Quella che ci piace, ci interessa di più per l'argomento che stiamo trattando ed è la parola che va a braccetto con valore, è senso. Perché? Perché se ci pensate, l'essere umano, cioè tutti noi, ci muoviamo in un insieme di significati attribuiti. Cosa vuol dire? Provate a pensare a una qualsiasi esperienza vostra passata. Quello che riportate alla mente adesso non è l'esperienza pura, cioè, cos'è l'esperienza pura? Come si fa a ritornarlo? Chi lo sa? Quello che porto alla mia mente è il senso che io ho attribuito a quella cosa che ho vissuto, il significato che gli ho dato, l'importanza, il valore che ho attribuito a quell'esperienza vissuta. E noi ci muoviamo in questo modo, quindi attribuendo un valore che fa sì che noi ci spieghiamo le cose che sono accadute nel passato, ma che proiettiamo anche nei progetti per il nostro futuro. Per questo valore è così centrale per noi. E in senso più psicologico, nella letteratura psicologica appunto la definizione un po' più recente, condivisa di valore è questa che vedete. Il valore è la concezione stabile di ciò che è desiderabile. Allora vi faccio notare che oggi in questo webinar di tutto abbiamo parlato fuorché di stabilità, cioè abbiamo parlato di incertezza, decostruendo la parola, però abbiamo detto siamo nell'epoca dell'incertezza, nel bene e nel male. E qua però noi stiamo dicendo una cosa fantastica, cioè stiamo dicendo in un contesto di questo tipo noi abbiamo un elemento che fa parte della nostra identità, che sono i valori e che sono un elemento identitario stabile, relativamente stabile. E quindi può andare proprio a costituire, infatti per questo ho messo l'immagine, no, della strada, i valori possono realmente costituire una pista di significato nel nostro percorso di vita e nelle nostre progettualità di vita future. Sì, è importante, credo, collegarci al senso protettivo di trasmettere i valori. Allora, in più battute abbiamo detto che attraverso l'educazione noi permettiamo protezione, perché protezione è vivere nel contesto sociale. Senza il contesto sociale noi siamo esclusi da quello che ci permette di evolverci, di stare bene. Trasmettere i valori, sia quelli familiari che quelli culturali estesi, permette quindi alla persona di confrontarsi su un terreno certo. E ecco perché l'importanza. Nei valori, ovviamente oltre ai valori ci sono altre cose, ci sono i tabù, ci sono i dogmi. Pensate a una società come la nostra che si basa sulla produttività, costruire una nuova generazione che non crede minimamente nell'idea di produttività. Questo significherebbe andare verso un'estinzione culturale. E qual è il punto? È che in questo momento noi continuiamo a trasmettere i valori che andavano bene per una generazione che era la nostra.
quando in questo momento c'è sempre stato il divario generazionale, non è una novità, ma attualmente, visto il momento storico e sociale che stiamo vivendo, questo divario è così grande, così vasto, che forse ci è obbligato un cambio di paradigma. Allora la proposta è quella di pensare a trasmettere dei valori che siano funzionali per la nuova generazione. D'altra parte siamo noi gli adulti, siamo noi quelli capaci di empatia, di immedesimazione, di comprendere i bisogni, non loro che stanno ancora apprendendo quest'arte sottile. Quindi se noi desideriamo, per esempio, se noi ci interroghiamo su quanto è protettivo il valore della flessibilità, che è un valore a tutti gli effetti perché orienta la nostra vita, possiamo trasmetterlo, anche se noi veniamo da una cultura in cui la flessibilità era qualcosa di imposto, ma non faceva parte della nostra dimensione. Siamo ancora vittime dell'idea di una strada che vada bene per tutta la vita. Ecco perché, per rispondere a quello che diceva la collega, alcuni ragazzi a 13 anni e mezzo ci dicono: mamma mia, faccio la scelta della scuola sbagliata, mi rovino la vita. Certo, se c'è un'inflessibilità di pensiero per cui crediamo che basti una scelta a definire la nostra identità, tutto diventa estremamente faticoso e pericoloso. Quindi sempre più possiamo scegliere anche noi come adulti di evolverci verso una trasmissione sostenibile per i ragazzi, dove per sostenibile significa andare a incentivare quella trasmissione culturale che per loro è utile, perché gli sarà utile per il futuro. In questo modo noi garantiamo protezione, altrimenti noi continueremo a trasmettere quei valori che tra 2 generazioni, 3 generazioni, oltre a non essere più utili, saranno controfunzionali e quindi sproneranno all'isolamento. Infatti ci sono anche proprio delle ricerche che rafforzano, avvalorano quello che diceva la collega. Faccio una premessa. Insicurezza lavorativa, cosa si intende? Allora, noi sappiamo, ci sono dati, le ricerche lo dimostrano, che il percepito di insicurezza lavorativa ha una ricaduta negativa sul benessere della persona. Attenzione qua, perché noi, sempre nella nostra ottica di adulti, magari tendiamo a pensare che insicurezza lavorativa uguale, non lo so, contratto di lavoro precario. Non è solo questo, cioè il percepito di insicurezza lavorativa può essere benissimo legato, non per forza alla forma contrattuale, ma per esempio a un poco coinvolgimento nei processi decisionali, una poca valorizzazione della persona nel luogo del lavoro e via dicendo. Ecco, la percezione di insicurezza lavorativa ha una ricaduta molto negativa nel benessere della persona nel suo complesso. Qual è l'aspetto interessante? È andare invece a indagare il legame tra valori e alcuni tipi di valori e insicurezza lavorativa, nel senso che è stato dimostrato che alcuni tipi di valori, che sono i valori quelli orientati al cambiamento, all'apertura, alla flessibilità, alla cooperazione anziché alla competizione, scusate, sono dei valori protettivi per la persona. Vuol dire che vanno a sostenere il benessere della persona nel suo complesso, ed è per questo che allora noi adulti dobbiamo tenere conto a che tipo di valori andiamo a trasmettere alle generazioni, perché stiamo parlando non solo di lavoro, ma stiamo parlando di benessere a 360 gradi. Ecco, quindi a cosa possiamo attingere, cosa possiamo trasmettere, con cosa possiamo salutarci. Tutti quanti noi abbiamo un capitale psicologico a cui attingere. Il capitale psicologico è quell'insieme di risorse personali che ci permettono di progredire e di insistere davanti alle difficoltà e affrontare i momenti di cambiamento, i momenti di travolgimento, senza farci destrutturare. Destabilizzare sì, destrutturare anche no. Su cosa si basa questo capitale psicologico? 4 semplicissimi costrutti. Il primo è l'efficacia personale, quindi credere che con la giusta dose di impegno noi possiamo ottenere i risultati che vogliamo. E il secondo è la speranza, che non è assolutamente un costrutto banale. La speranza è la convinzione
che perseverando, anche cambiando strategia, ma pian piano ci avvicineremo a quello che vorremmo. Quindi io spero di essere capace so che le cose andranno in quella direzione. L'ottimismo, ovvero una visione positiva sulla propria riuscita e sulle proprie possibilità, e infine la resilienza, un termine così abusato che a volte è difficile prenderlo seriamente, ma la resilienza è qualcosa che abbiamo tutti, saper puntare sulle nostre risorse quando c'è il problema. Quindi in questo senso il capitale psicologico è proprio in antitesi alla percezione che da incertezza diventa ansia. Allora è impossibile credere che vivremo in un mondo in cui non ci saranno stravolgimenti, non ci saranno problemi. Tuttavia, puntare sulle nostre capacità e anche quelle sociali è in questo senso una risorsa. Mi viene sempre in mente, giusto così, una frase di Martin Luther King che ogni tanto mi viene anche quando faccio le formazioni con le mie colleghe e gli insegnanti per l'orientamento, che parla proprio di questo. Allora Martin Luther King diceva: se anche sapessi che domani il mondo finirà, oggi pianterei comunque il mio albero di mele. Penso che questo sintetizzi quello che stiamo dicendo. In che modo possiamo fare questo? Come sempre, col comportamento, intanto, in prima persona, ma anche con azioni mirate. Quindi, se ci rivolgiamo a genitori, comportamento e attenzione nelle fasi di dialogo con i figli, se siamo educatori, riflettere su quali sono le intenzioni che ci spronano alle nostre azioni educative. E quindi vi vogliamo lasciare un po' con una provocazione, nel senso che dobbiamo un po' cercare di trattenerci quando ci viene da fare questa domanda ai ragazzi, la fatidica domanda: ma quindi che lavoro vuoi fare da grande? Cerchiamo un attimo di porre un altro tipo di domanda, considerato tutto quello che ci siamo detti oggi. Quindi per esempio, ma che tipo di lavoratore ti piacerebbe essere da grande? Che tipo di valori vorresti portare nel tuo luogo di lavoro? Che tipo di valori vorresti trovare nel tuo luogo di lavoro? Quindi cerchiamo di fare un ragionamento tenendo conto della persona nel suo complesso, perché abbiamo capito che è impossibile distinguere nettamente lavoro da la persona considerata a 360 gradi. Tutto questo ovviamente sono, diciamo, delle riflessioni che arrivano sicuramente dallo studio della letteratura su queste tematiche, dallo studio dei dati, ma anche dalla nostra esperienza sul campo. In questo senso ci tenevamo insomma a lasciarvi dicendovi che come servizio orientamento conduciamo ormai insomma da diversi anni tanti tipi di attività con le scuole, soprattutto scuole secondarie di primo e secondo grado, quindi laboratori, sportelli di orientamento e riorientamento, incontri per le famiglie, formazione docenti e anche progettazione di attività, tra virgolette, su misura, su richiesta delle scuole o degli enti che le richiedono. Quindi se anche insomma ci sono domande anche per chi ci ha seguito online e volete farcele anche all'indirizzo email che vedete, volentieri. Sì, chiudo dicendo che quindi qual è il nostro approccio? Noi crediamo molto nella centralità dei giovani e quindi desideriamo rendere operativi e funzionali gli adulti che dei giovani si occupano. Questo è lo sprone con cui noi muoviamo le nostre attività. Assolutamente sì. Quindi vi ringraziamo e vi salutiamo. Grazie. Grazie.